Buon pomeriggio ai telespettatori di Telecolor, ben trovati, nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus che anche oggi dedicheremo, visto che è ancora in corso il 56esimo Vinitaly, al Salone Internazionale del Vino e dell'Olio, perché anche di olio ormai da qualche anno si parla dall'Italia nel mondo, uno dei prodotti più apprezzati. Intanto saluto dal Vinitaly Ruggero Sardo. Ciao Ruggero, che è rimasto insomma in fiera, si dice così, per raccontarci dal vivo. Guarda che bella ambientazione che c'è dietro. Ciao Ruggero. Buon pomeriggio Luca, buon pomeriggio a tutti. Noi continuiamo a vivere queste giornate molto belle anche e molto intense qui al Vinitaly a Verona, che come dicevi tu giustamente è anche SOL, è Salone Internazionale dell'Olio d'Oliva. E anche in questo caso la Sicilia ha un racconto stupendo da fare, perché è quello dei produttori, è quello degli olivocoltori, è quello di una terra che fa parlare bene di sé a 360 gradi, ed in questo caso oggi, proprio durante questo collegamento, ci siamo spostati in diretta davanti a una postazione particolarmente invitante, perché qui davanti a me c'è un ristorante con tanti chef, uno più bravo dell'altro, guidati da Sebbi Sorbello, dal catanese Sebbi Sorbello, che stanno realizzando un menù interamente a matrice Iblea, e quindi anche qui un'esplosione di sicilianità straordinaria. Ah, meraviglioso. Intanto, prima di parlare di olio, vorrei dare una notizia a tutti i nostri telespettatori, una notizia ovviamente che arriva in questi giorni dal Vinitaly, riguarda i vini siciliani. Pensate, i vini siciliani sono nel 2023 quelli che hanno avuto la maggior crescita in export, cioè sono stati tra i vini italiani quelli più venduti in tutto il mondo, insieme al Prosecco, i vini bianchi italiani. Quindi insomma è vero quello che si è raccontato in questi anni, c'è un po' di calo del prodotto, del consumo di prodotto di vino rosso, che è il nostro vino più caratterizzante in qualche modo, no? Quel rosso intenso, quel vino magari ad alta gradazione rispetto ad altri vini d'Italia, però crescono, e ovviamente su questo hanno lavorato i nostri produttori, quindi complimenti a tutti quelli insomma che fanno il vino siciliano, e molti ovviamente, la maggior parte sono là al Vinitaly. Hanno ottenuto nel 2023 un grandissimo successo. Pensate, il Prosecco è il prodotto più conosciuto al mondo dei vini italiani, quindi insomma le bollicine, diciamo, italiane più conosciute al mondo. Quindi questa è una grande medaglia, un'importante medaglia per i nostri vini siciliani. E poi, come diceva Ruggero, quello è il Salone dell'Olio, che da qualche anno ormai fa parte integrante del racconto di Vinitaly, quindi tanti padiglioni, ogni regione c'ha il suo padiglione. Poi c'è questo grande padiglione dedicato all'olio d'oliva, l'oro verde oggi è chiamato, che insomma sta ottenendo molto successo. C'è un ospite con te, Ruggero, chi è? Sì Luca, sono in compagnia di un grande conoscitore del mondo dell'olio, anche lui sicilianissimo come noi, e sono molto felice di dare il buon pomeriggio a Enzo Signorelli, che è un giornalista, è un olivicoltore ed è soprattutto un uomo che ama raccontare le cose buone di Sicilia. E devo dirvi che nelle conversazioni che abbiamo fatto prima di cominciare questa diretta mi ha veramente raccontato di una Sicilia, buon pomeriggio e benvenuto Enzo, una Sicilia veramente top dal punto di vista del racconto di questo oro verde, come le definiva giustamente Luca Ciliberti, che è il nostro olio siciliano, sempre più apprezzato, sempre più conosciuto. Enzo? Assolutamente sì, l'olio siciliano si sta facendo vedere molto bene al Sol di Verona, quindi al Vinitaly, che è un evento particolarmente importante, ma non solo, anche in concorsi internazionali, in dei contest veramente difficili. L'olio siciliano sta conquistando una posizione importante, ovviamente in sinergia con tutto il resto, perché l'Italia si muove, ci si confronta. Se alcune regioni per ragioni climatiche, per esigenze climatiche, non riescono magari a produrre quello che potrebbero o dovrebbero, la Sicilia si sta dando da fare anche in questo senso. Sì, guarda, oggi abbiamo anche incontrato i presidenti dei consorzi, abbiamo incontrato i produttori, capiamo che c'è anche un grande lavoro di progettualità, e quindi anche dietro all'olio e alla produzione dell'olio ormai c'è il lavoro di chi lo coltiva, di chi lo raccoglie e di chi comincia a commercializzarlo e a raccontarlo.
perché non dimentichiamo, Enzo, che anche il racconto diventa fondamentale a questo punto per attrarre i buyers e per far sì che il nostro olio venga conosciuto dappertutto. Assolutamente sì, infatti l'esperienza giornalistica sta tornando molto utile non solo per me ma anche per tutta una serie di aziende con cui siamo collegati, con cui stiamo facendo veramente rete, in Sicilia e anche altrove, perché avendo dei buoni prodotti e comunicandoli bene si arriva veramente molto lontano. Ci tengo a dire, proprio perché siamo qui, che siamo nel solco del vino, cioè gli olivicoltori, anche piccoli produttori ma anche qualcuno più grande che lavorano seriamente ci sono e rispettano il suolo, la natura e investono esattamente come un'azienda vinicola. Allora, signorelli, faccio io un attimo una Luca, domanda perché insomma... ecco, vai. Sì, no, perché poi così entriamo nella questione olio. Il vino ovviamente è conosciuto, prodotto insomma un po' in tutto il mondo, ovviamente con le qualità organolettiche che riconosciamo e che poi ogni produttore riconosce al proprio vino. Il vino c'è però, cioè le vigne ci sono. Qui il tema è che diciamo l'olio, o meglio le olive dal quale poi estrarre l'olio, in realtà non bastano, quindi c'è pochissima produzione rispetto a quella che il mercato potrebbe così inglobare, no? Richiedere. E allora come si va avanti? Cioè, come si esce da questo collo d'imbuto, signorelli? Come si fa a uscire? Bella domanda, grazie. Allora, io ho cominciato a fare olicoltura perché in un convegno ho sentito esattamente questo. La richiesta di olio d'oliva italiano è fortissima, in Italia e nel mondo, ma soprattutto nel mondo. La produzione non basta nemmeno a far bisogno interno, quindi bisogna tirarsi su le maniche, cercare di sfruttare bene, in maniera sostenibile, ecocompatibile, le nostre risorse, ce le abbiamo, e aumentare le produzioni mantenendo alto il livello qualitativo. È ancora troppo poco. La qualità è alla base di tutto, Luca, la qualità è fondamentale, è importante, è diciamo un po' il denominatore comune che viene raccontato da tutti. Tornando nel solco del vino, ti do un altro elemento di riflessione, è molto bello parlare a proposito di numeri e di successo del vino bio siciliano. Qui c'è un ampio spazio dedicato al vino bio e anche in questo caso la Sicilia non è seconda a nessuno, e questo vuol dire che c'è anche da parte delle nuove generazioni, tu ne hai parlato tanto in questi giorni, grande attenzione al nostro futuro e alla nostra sostenibilità. Ma a proposito di vino, io in questi giorni ho anche all'interno di Vinitaly raccolto le testimonianze di italiani che hanno pensato di scegliere la Sicilia come destinazione di vita e quindi o venirci a abitare piuttosto che viverci, piuttosto che investire, e quindi sai che abbiamo dei contributi anche abbastanza prestigiosi, quando vuoi possiamo mandarli in onda a partire no, guarda, da quello del Cavalier Paolo Panerai. Mandiamo subito il primo è un ambasciatore, diciamo, di Pantelleria. Lui è pantese, quindi diciamo, ormai è così considerato pantese, però è un molto notissimo del giornalismo, che pensate raccontava lo sport, il calcio, adesso insomma è diventato ambasciatore di Pantelleria ed è il direttore Italo Cucci, che tu abilmente hai intercettato nel padiglione Sicilia, nello stand di Pantelleria, dove lui sta sempre lì seduto per dire io sono Pantelleria. Eccolo qua. Il mio incarico nasce perché qui si fanno tanti discorsi. Al Ministero devono nominare un commissario perché è scaduto il Presidente. Un sottosegretario dice, ma scusate, io ho un amico che vive lì da una vita, che fra l'altro collaboro con questo sottosegretario che è barbaro, dice, ma senza andare a fare tante cose di qua di là, proponiamo Italo Cucci, che è pantesco, che conosce l'isola. Aggiunge che tutte le volte che lo incontro mi fa due scatole così. L'uomo giusto al posto giusto, è finita questo. Così, quindi non è che ci siano... Io sono un anarchico di destra, quindi non sto bene a nessuno, no? E allora dico, però ci stava, e devo dire con entusiasmo, e devo dire, questo me lo permetta, sto battendomi per i vigili del fuoco di Pantelleria, perché abbiamo delle necessità. Abbiamo già fatto 3 incendi negli ultimi 20 giorni. È una piaga enorme, ha ragione. E abbiamo bisogno, perché a me l'incendio del 2016 mi è arrivato fino alla porta di casa ed è fortuna non vittime, ma uccidere l'isola bruciandola è una cosa da forsennare.
E questo era Italo Cucci. Senti Ruggero, io approfitterei un attimo del tuo ospite, perché poi so che hai anche tanti altri ospiti, per parlare ancora di olio, perché l'olio poi è molto più vicino alle case dei siciliani rispetto al vino, perché la Sicilia un tempo, no, era l'isola del vino sfuso, cioè non mancava mai il vino sfuso. Oggi l'olio, insomma, diciamo, è anche caro da comprare al supermercato, però non manca mai nelle case dei siciliani. Però molti siciliani hanno ancora, sai, quegli appezzamenti, quei piccoli terreni dai quali riescono a estrarre qualche po' di olive per fare, che ne so, il classico cafiso di olio per il consumo domestico. Allora puoi chiedere al tuo ospite come si fa a capire se uno dalle proprie olive fa un olio buono. Come facciamo? Anch'io ci provo, come si fa? Allora, questo vi possiamo aiutare noi di FIOI, Federazione Italiana Olivicoltori Indipendenti, che per Costituzione, per Statuto, per quello che è il manifesto del movimento, aiutiamo professionisti, piccoli produttori che vogliono crescere o migliorarsi o comunque unirsi e poter in qualche modo contrastare i costi altissimi di produzione che già scoraggiano molto. Il rischio, anche questa è una domanda interessante e vi ringrazio, il rischio che fare l'olio per la propria famiglia, noi abbiamo cominciato così, è diventato talmente complicato e costoso che molti abbandonano, e l'abbandono in Toscana abbiamo un 40% di oliveti abbandonati, nessuno se lo aspetterebbe. Quindi mettersi insieme anche da questo punto di vista con le istituzioni eccetera, ma soprattutto tra produttori e frantoi, potrebbe aiutare molto. Ruggero, approfitto ancora, mi tolgo io un po' di curiosità. Qual è il miglior olio di Sicilia? Qual è la zona migliore? E qua ti prendono responsabilità. Più che qual è il miglior olio, qual è la zona migliore, la più vocata? Allora, visto che siamo vicino all'evento dei Monti Iblei, sarei tentato di abbandonare l'Etna, dove siamo nati, e ci resteremo, spero, ancora per qualche altra generazione, però non c'è un olio migliore di un altro. Anzi, la tendenza che si sta diffondendo anche a livello proprio di clienti amatoriali, persone normali, è di avere a casa più di un olio, 2, 3, 4, e usare magari un biancolilla delicato sul pesce, assolutamente, un olio più strutturato come una cerasuola squisita che si fa nel trapanese, sui piatti più invernali, più strutturati, più corposi, un nocellare del Belice che è un olio che potrebbe andare bene su tutto, una tonda iblea la stessa cosa, e poi c'è la nostra nocellare etnea che sta conquistando parecchie posizioni. È stato bravissimo perché è stato diplomatico, ha messo dentro tutti e quindi ci ha dato anche dei consigli assolutamente molto utili, quindi complimenti. Mi sono dimenticato la nocellara messinese, che è una piccola enclave dove vengono fuori degli oli strepitosi che qualcuno non conosce. Vi faccio ridere con una piccola battuta, se c'è tempo. In alcuni contest internazionali, quando clicchi nocellara viene fuori solo nocellara del Belice, perché la nocellare etnea in qualche posto del mondo ancora non la conosco, adesso stanno cominciando a conoscere, e anche la messinese. Grazie, senti, Ruggero, guarda, è bello, tra l'altro, ecco, Luca, credo che facciamo un buon servizio se diciamo che quando parliamo di olio caro e basta non facciamo un buon servizio. Attenzione alle qualità degli oli che guardiamo e ricordiamoci tutto quello che c'è dietro la produzione di una singola goccia d'olio, e quindi ci sono delle bottiglie che hanno motivo di costare più di altre bottiglie perché sono veramente dei tesori straordinari della terra. Quando vuoi abbiamo un altro contributo che riguarda sempre gli imprenditori che hanno scelto la Sicilia, e in questo caso è quello di Paolo Panerai, che è un editore, un giornalista, il quale, pensate, è venuto in Sicilia e ha scelto un luogo per fare del vino, per investire e per fare impresa siciliana. Sentiamolo. Dunque, il programma nostro, per la verità, sulla Sicilia era più nella zona di Menfi, dove abbiamo una casa, no? Non una casa. Però non c'era nessuna possibilità, diciamo che le cose interessanti le aveva comprate Planeta, Donna Fogata, eccetera. Quindi, eravate arrivati un tantino dopo. Anche come, sì, molto dopo. Anche come dimensione non era l'ideale, cioè piccole proprietà.
Feudi del Pisciotto è stato il più grande feudo, forse uno dei più grandi, era 3.500 ettari originaria. E poi c'era questo nome curioso, Feudi del Pisciotto, perché lì nella discesa si forma sempre l'acqua, e quindi l'acqua è una cosa importante in Sicilia, per cui poi siamo appassionati e piano piano abbiamo restaurato una parte, il palmento, e poi abbiamo fatto 15 camere, abbiamo fatto la cantina nuova e ora abbiamo fatto anche il Baglio. Allora, vedo, grazie per questo contributo Ruggero, vedo che si è aggiunto un altro ospite. Allora, prima di fare parlare, poi voi siete veramente dei delinquenti, ve lo dico, perché a quest'ora non ti puoi presentare con Sebi Sorbello, insomma è ora di pranzo, noi siamo in diretta. Quindi, ma insomma, io lavoro Luca, io sono qui a lavorare. Non si fanno queste cose, cioè non si fanno queste cose. Allora, siccome dobbiamo andare in pubblicità, Ruggero, io prima di andare in pubblicità, chieditelo tu, perché non ho il coraggio, a Signorelli, come si fa la degustazione dell'olio, perché si fa un rumorino le cose, con la bocca. Guarda, fatelo sentire, poi andiamo in pubblicità. Dai, raccontaci brevemente cosa. Si chiama strippaggio, che è una manovra tecnica che abbiamo imparato dai docenti, dai capi panel, da quelli che comunque ci seguono, perché noi non assaggiamo i nostri oli, li facciamo assaggiare ai professionisti. Sarebbe errato che un produttore valuti, giudichi il proprio olio, che ovviamente condizionato. Lo strippaggio lo devo fare? No, non lo sì, faccio. come no? Lo strippaggio è una manovra che consente di ossigenare l'olio e quindi sviluppare all'interno del cavo orale i profumi e i sapori in maniera corretta. Quindi è niente altro che un'ossigenazione. È divertente quando lo facciamo nei ristoranti dei nostri amici, assaggiamo gli oli degli altri, facciamo dei confronti, la gente ci guarda come dire, questi che fanno? Fallo. Signorelli, sentiamo lo strippaggio, che è divertente. Non c'ho l'olio, come si fa così? Si tiene l'olio al centro della lingua e si fa entrare aria di lato in modo da ossigenarlo. È brutto a vedersi, ma funziona. Allora, Luca, pubblicità, così sei e poi diventato un torniamo perfetto Ruggero degustatore Sardo, di Sebi olio, Sorbello e Signorelli subito dopo la pubblicità. Entriamo in diretta, il nostro focus di oggi dedicato ancora al Vinitaly, la manifestazione internazionale del vino e dell'olio, la fiera più importante d'Italia, tra le più importanti d'Europa e del mondo. In collegamento dal Vinitaly c'è Ruggero Sardo con degli ospiti, Sebi Sorbello, noto chef, e il signore. Allora, che è un collega giornalista esperto di olio e anche produttore di olio. Allora, Ruggero, facci soffrire, cosa si mangia, cosa ha cucinato Sebi Sorbello? Allora, tu prima mi hai dato del delinquente, ma tra virgolette il vero delinquente è qui accanto a noi. Però faccio un passo indietro, perché se questa terra diventa sempre più attrattiva nei confronti degli imprenditori, nei confronti di chi viene qui a vivere, di chi la sceglie, è grazie a persone come Sebi Sorbello, che ogni giorno fanno un lavoro straordinario e sono ambasciatori delle bellezze siciliane in giro per l'Italia e per il mondo. Devo dirvi che lui da anni fa questo, attraverso la sua cucina, il suo talento, la sua arte, racconta la Sicilia a tavola e lo fa benissimo. E ieri sera, tornando a casa dopo una giornata di lavoro, ho incontrato Sebi Sorbello a Verona e ho immediatamente capito che era qui a fare qualcuna delle sue delinquenze, tra virgolette. Oggi qui, Sebi, benvenuto a Focus. Esplode il gusto siciliano e il gusto dei Monti Blei. Sì, buon pomeriggio, sono anch'io al Vinitaly come da tanti anni, perché come Federazione Italiana Cuochi noi collaboriamo con Fiera Verona da più anni a presentare in questo ristorante che si chiama Goloso le specialità regionali, e io vengo per rappresentare la mia Sicilia, e quindi ho portato gli arancini, ho portato i cannoli, ho portato la brioche col gelato, perché la cultura del gelato deve cambiare in Italia, deve essere con la brioche come mi chiede Luca, col tuppo o senza la brioche? Col tuppo. Col tuppo, ci mancherebbe, assolutamente col tuppo. E poi abbiamo presentato dei piatti con la
la parmigiana di melenzane con le nostre melenzane, perché la parmigiana di melenzane esiste in varie parti d'Italia, ma quella siciliana respira odore di Sicilia. Melenzana siciliana, pomodoro siciliano, il basilico raccolto al suolo di Sicilia, e così i cubotti di maialino nero. Abbiamo portato gli iblei, ma abbiamo portato anche le altre province siciliane, ed è stato un tripudio di piacevolezza e soprattutto di plausi da parte del pubblico. E voi capirete che per noi che siamo proprio di fronte al ristorante, Luca, è particolarmente complicato guardare e non toccare, però è un mestiere duro e qualcuno lo deve fare. Senti, domanda che si fanno tutte le massaie siciliane, visto che stiamo parlando di olio, e coinvolgo anche Enzo Signorelli, ma la frittura come si fa? Si usa l'olio d'oliva per fare la frittura, l'olio extravergine? Allora andiamo, prima risponde Elio da giornalista. Per fare la frittura si usa l'olio extravergine d'oliva? Allora, io per fortuna qui ho un grande chef e così glielo passo subito, però in realtà si usa perché il punto di fumo è alto. La verità è che è un po' un delitto sprecare un buon extravergine di qualità solo per friggere, però si utilizza. Alcuni grandi chef utilizzano degli oli di semi che possono costare anche più di un olio d'oliva per friggere, ma ripeto, adesso lo chef ci dirà di più, ma noi tendiamo verso l'olio d'oliva. Sebbi Sorbello, chef, le do del lei, l'olio di oliva, l'extravergine si utilizza per friggere? Assolutamente sì. Allora bisogna come sempre distinguere le cose. Se noi dobbiamo riempire una friggitrice con 20 litri di olio extravergine d'oliva, non è una cosa fattibile. Ma se io vado a raccogliere la cannatella sull'Etna, faccio le polpettine di cannatella in padella, ma quale olio vorrei usare? Scusate, io uso assolutamente un olio extravergine d'oliva che parla di Sicilia, una DOP Monte Etna, e friggo la mia cannatella. Quindi dipende da cosa dobbiamo friggere. Anche perché ricordiamo per la signora che ci sta seguendo come si fa questa polpettina così in 30 secondi. Si va, si raccoglie. Lo sapevo che c'era là. Si raccoglie la cannatella, che è una delle 115 erbe spontanee dell'Etna, ne abbiamo 115 meravigliose. Si lavora a crudo, la cannatella non si deve sbollentare prima, si taglia a crudo, si fa con uova, ragusano DOP, prezzemolo, sale e pepe. Mettiamo la padella sopra con olio extravergine d'oliva, col cucchiaio adagiamo un cucchiaio di questo impasto di cannatella e lo friggiamo da un lato e dall'altro. Mi raccomando, man mano che si friggono si devono assaggiare, perché non può andare una polpettina di cannatella a tavola senza assaggiarla. Non so se convieni in questo. Pienamente d'accordo, a casa mia finiscono durante l'assaggio. Ciliberti, hai preso appunti? Ho preso appunti, guarda, so che tu hai beccato mentre giravi un altro personaggione che adesso fa vino, prima era un gran campione del calciatore. mondo. Chi è? Dillo tu chi è? E allora guarda, è bello perché veramente il padiglione Sicilia è attrattivo, è uno dei più visitati qui al Vinitaly, e capita anche che un campione del mondo, e quindi Andrea Barzagli, campione del mondo con la nazionale italiana di calcio, abbia scelto di fare del vino, e per quanto lui sia toscano scelga di fare vino in Sicilia, e quindi abbiamo raccolto proprio oggi questa sua opinione sulla Sicilia e i siciliani. Andrea Barzagli. La Sicilia la puoi raccontare, ma la devi vivere, e quindi quando passi dalla Sicilia, in qualsiasi zona della Sicilia, io credo che senti questo amore dei siciliani che ti danno, e secondo me dell'amore che hanno per questa terra, una terra meravigliosa che ti offre di tutto, quindi da varie bellezze, storia e prodotti, perché c'è il vino ma anche il cibo siciliano. Quindi diciamo che consiglio vivamente di girare la Sicilia, di viverla a tutte le parti della Sicilia, perché è un territorio veramente bello. Allora Ruggero, siamo a chiudere, prima dei saluti, insomma, prima di restituirti la linea anche per i saluti, volevo ricordare che la Regione Siciliana su questo Salone internazionale del vino e dell'olio sta investendo veramente tantissimo, soprattutto per cambiare in qualche modo il racconto che si fa, insomma, dei prodotti siciliani, in questo caso dell'olio e del vino, per attualizzarli, per renderli sempre più vicini alle persone, insomma, questo è, insomma, l'obiettivo, credo,
stato quest'anno davvero riuscito. Una volta, pensate, questo lo ricorderanno insomma gli amanti del vino, quel salone, quel padiglione Sicilia era 3 volte più grande, poi qualcuno diciamo con un'ottica un po' miope non ha voluto investirci e il salone, il padiglione si è rimpicciolito. Adesso piano piano si sta tornando a ingrandire. Questo significa che diciamo, quando c'è la grande richiesta e quando c'è il prodotto è meglio mettersi davanti agli occhi di tutto il mondo, perché c'è qualcuno che sicuramente ha, come dire, quell'occhio e quel gusto per apprezzarci. Ruggero, a te la linea. Sì Luca, noi due in prima persona siamo testimoni del grande lavoro che sta facendo l'assessorato regionale ed è bello questo racconto perché poi alla fine parliamo della nostra terra nell'interesse dei nostri figli. Io voglio veramente ringraziare Enzo Signorelli, chef Sebi Sorbello che hanno condiviso con me questo momento di collegamento. Ci tengo anche a ricordare Luca che noi siamo qui e stiamo realizzando delle puntate speciali di Isola Verde, quindi il racconto di Vinitaly continuerà su Antenna Sicilia, su Telecolor, perché abbiamo veramente le cose belle di Sicilia da raccontarvi, in questo caso al Vinitaly. E allora il promo l'avrei fatto io nei saluti, ma lo rifaccio, quindi già in onda, insomma le prime puntate di Isola Verde stanno andando in onda con uno straordinario Ruggero Sardo che sta girando veramente tutta la Sicilia e non solo, quindi insomma poi col suo racconto veramente dicono a Palermo grazioso, dicono, lo dicono Grazioso. In questo senso, quindi grazie Ruggero a te, grazie ai tuoi ospiti, il Vinitaly ovviamente continuerà anche sulle nostre emittenti con Isola Verde. Il Focus invece finisce qui, noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento ovviamente a domani con un altro approfondimento, sempre qui su Telecolor. Grazie e buon pomeriggio a tutti.